Cari amici, ben ritrovati nella nostra rubrica Albino Luciani, la forza della semplicità. Con la diocesi di Vittorio Veneto si è deciso di realizzare un piccolo percorso, un itinerario di raccolta di testimonianze, fatti, eventi che riguardano la figura del vescovo caro alla diocesi di Vittorio Veneto, Albino Luciani, Giovanni Paolo I, prossimo beato. Andiamo ora a incontrare il cardinale Beniamino Stella, già prefetto della Congregazione del Clero e originario della diocesi di Vittorio Veneto. Proprio il cardinale Beniamino Stella ha conosciuto in prima persona Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Siamo a Roma, siamo in compagnia del cardinale Beniamino Stella, lo conosciamo bene perché è originario della nostra diocesi di Pieve di Soligo, viene spesso a trovarci a Vittorio Veneto anche, e siamo qui per conoscere da lui, dalla sua voce, alcuni tratti, alcune testimonianze di Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Allora partiamo proprio dalla sua vita, Eminenza, se si ricorda qualche episodio, qualche incontro o se vuole condividere alcune impressioni che ha avuto nell'avvicinarsi con il vescovo di allora, Albino Luciani. Il primo incontro fu il giorno della sua ordinazione a vescovo, e fu qui in Roma, perché Giovanni XXIII, che era il pontefice, Papa Roncalli, ordinò dei vescovi il mese di dicembre, alcuni che erano romani, anche dei cardinali che non erano vescovi, e poi alcuni vescovi. E ci fu Monsignor Luciani perché Roncalli, il Papa, aveva lasciato libero la sede di Venezia, e a Venezia era andato Monsignor Urbani, a Verona era andato un altro vescovo e quindi Vittorio Veneto si era resa vacante. Questo è stato un po' il gioco di l'autunno del 58. Quindi Monsignor Luciani arrivò a Roma e noi, tutto il seminario fu presente con il rettore, mi pare che era Monsignor Rosolin, allora una schiera di seminaristi, credo che furono liceo e teologia perché eravamo in tanti. Fu il mio primo viaggio a Roma, la mia prima entrata in Piazza San Pietro, in Basilica, ecco, e ho incontrato, non so in che momento fu l'incontro, però ecco, il nostro Albino Luciani fu uno di quei 10 vescovi circa ordinati proprio dal nuovo pontefice Giovanni XXIII. Ecco, era giovanissimo, aveva 46 anni, mi pare, Monsignor Luciani. Ecco, me lo immagino in questo splendore della Basilica, con tutti i colori, con i canti. Ecco, lui che era una persona molto schiva, molto discreta, ecco. Come si sarà sentito in questo incontro? Perché era un uomo che in fondo veniva dalle sue Dolomiti, ecco, un uomo che non aveva avuto un profilo pubblico, ecco, era arrivato all'episcopato, ho detto, per questo tragitto, questo avvicendamento, però aveva avuto un percorso, Monsignor Luciani, ecco, in seminario, vicario generale, professore, ecco, io lo incontrai, adesso me lo vedo, anche c'è qualche foto che lo ritrae proprio in Piazza San Pietro, un po' da solo, un po' in gruppo. Credo che è stata la giornata così in cui avrà detto un grazie al Signore per questa scelta, ma anche in cui avrà sentito, non dico le sue debolezze o fragilità, perché era un uomo solido, era un uomo con grande sicurezza interiore, però l'episcopato non credo che ci avesse sognato la notte, ecco. Era per lui un grande impegno, perché sempre è stato un uomo di grande senso di responsabilità, un uomo che la provvidenza gli ha messo addosso impegni, incarichi, ecco, di grandi dimensioni, ecco, e per natura era un uomo così che non si porgeva, che non si dava, ecco, gli sono caduti addosso, direi, queste responsabilità e le ha sentite sempre con grande
direi sofferenza interiore. Ecco, io l'ho conosciuto durante molti anni, però è sempre stato un uomo sereno, un uomo di Dio, un uomo che si è affidato al Signore in tutti gli impegni, soprattutto direi nell'Episcopato a Vittorio Veneto, poi a Venezia e per poco più di un mese a Roma. Ecco, un uomo che sapeva ciò che la Chiesa gli aveva posto nella mente e nel cuore e sulle spalle e che lo ha sempre svolto con grande senso di responsabilità. Il mio primo incontro fu appunto a Roma e poi mi ricordo il suo arrivo in diocesi nel gennaio susseguente, eravamo nel 59, ecco quella mattinata, non so se era l'11 gennaio mi pare, una mattinata fredda con il ghiaccio, ci sono questi particolari mi pare del suo arrivo. Ecco, come si faceva allora, arrivavano in treno, non so come sia arrivato dalle sue terre bellunesi, però ecco, con i suoi colori, ancora eravamo nel preconcilio, si usavano paludamenti, vesti sfarzose, anche come vescovi, credo che tutto gli pesava, perché era un uomo semplice, un uomo che rifugiva proprio da questi aspetti un pochetto, chiamiamoli pure, mondani, però ho detto un uomo che anche come vescovo ha sentito questa responsabilità e ha saputo rispondere sempre con grande lucidità, con grande consegna interiore delle sue forze e delle sue capacità. È un uomo che il Signore ha accompagnato, lo Spirito di Dio lo ha condotto, perché come vescovo a Vittorio lo ricordiamo, credo, con molto affetto. C'è proprio un bel ricordo, un consenso sul suo governo episcopale, i sacerdoti, la gente, molti anziani oggi lo ricordano veramente con gratitudine e con grande senso di apprezzamento per questo uomo, ecco, delle nostre terre, delle nostre Dolomiti, che la Provvidenza ci ha regalato per una decina d'anni abbondanti. Ecco. L'ho conosciuto mentre era seminarista nel seminario di Vittorio Veneto. Che sono stati i tratti appunto del suo essere pastore, ecco, nella nostra diocesi? Quali sono le caratteristiche, oppure dove ha maggiormente, diciamo così, investito il suo ministero di vescovo? Beh, in seminario, ecco, io ero allora dunque liceale negli anni 58-59, sono partito dalla diocesi per Roma nel 60, quindi l'ho conosciuto a Vittorio Veneto durante un paio di anni. Veniva spesso in seminario, ecco. Penso che veniva perché era stato professore tutta la vita praticamente, quindi lo vedevamo seminario, veniva ad ascoltare gli esami, veniva a visitare i teologi, ecco, era molto presente lì nei nostri grandi corridoi, ecco, con la sottana, allora con la veste talare, perché così, ecco, si usava, vescovi e anche sacerdoti, ecco, un passo sempre frettoloso, si vedeva che era un uomo che aveva tante cose da fare, che aveva anche un'agenda, penso, abbondante e generosa, però il seminario, me lo vedo quando parlava nella nostra cappella del seminario a tutta la comunità, come ci attraeva i suoi aneddoti, i suoi ricordi, le citazioni, ecco, si faceva ascoltare volentieri, sapeva veramente comunicare, come l'abbiamo poi conosciuto durante il pontificato, ecco, ci parlava con bellezza di parole, con memoria di storie, di ricordi, era un gusto sentirlo, ecco, sempre desideravamo che venisse in seminario proprio per ascoltare questo pastore, giovanissimo ancora, appena poco più che quarantenne, ecco. Poi nel 60 io partii per Roma, fu il primo distacco dalla diocesi, e quindi un po' la frequenza con il mio vescovo è stata certamente minore, però il seminario voleva bene, si interessava dei seminaristi, dei teologi, ecco, amava il seminario perché
tutti i vescovi in quel tempo, c'era abbondanza di vocazioni, tanti giovani, ecco, era veramente la speranza della diocesi. Poi la nostra diocesi ha sempre avuto abbondanza di vocazioni, ordinazioni, ecco, erano i suoi momenti, vorrei dire, più belli di relax spirituale, ecco, però ai preti chiedeva molto, ai seminaristi chiedeva molto. La cosa che sempre, per esempio, ricordo gli incontri del vescovo con i nostri genitori. Mia mamma mi raccontava sempre, ecco, voleva bene a Luciani perché aveva dato ai genitori, e mia mamma ce lo diceva, un profilo di prete sobrio, un prete povero, un prete distaccato, un prete che non amasse i soldi. Ecco, cito sempre quel dettaglio che il prete non doveva avere il blocchetto degli assegni, questo particolare mia mamma me lo diceva. E mia mamma, ecco, invitata per queste giornate dei genitori e delle mamme, veramente poi sapeva comunicarci anche queste caratteristiche del sacerdote. Ecco, mia mamma era veramente innamorata di questo vescovo sereno, pastore, buon sacerdote, e ne parlava spesso e ha avuto sempre un bel ricordo, ecco, di Luciani, poi anche quando è diventato patriarca e poi pontefice, perché mia mamma è morta e l'ha visto perlomeno alla televisione, l'ha visto anche come pontefice. Gli anni in cui il vescovo Luciani era Vittorio Veneto erano anche gli anni del Concilio. Ecco, quanto è stata importante questa esperienza della Chiesa universale anche per la nostra diocesi, quanto anche lui ha investito poi il suo ministero di fatto come una grande campagna, una grande impresa nel tradurre poi nella diocesi anche quanto è emerso dal Concilio. Erano anni, il tempo del Concilio, il tempo proprio quindi dal 61 al 65, ecco, se ben ricordo, è il tempo di Giovanni XXIII e di Papa Paolo VI. Ecco, Luciani lo ha vissuto tutto come vescovo di Vittorio Veneto e quindi sentiva un po' questa novità. Ecco, credo che lui era tra coloro che aspiravano, che vedevano un po' le novità della Chiesa. È stato sempre ritenuto un vescovo, come dire, un po', chiamiamolo di avanguardia in quel tempo, ecco, nel senso che vedeva la necessità anche di un forte aggiornamento della Chiesa e credo che portava a Roma la sua esperienza e da Roma portava poi in diocesi un po' queste novità. Ecco, erano i momenti ancora di primissimi approcci ai temi conciliari, ecco, che lui ha vissuto, che lui ha sentito, che lui ha intravisto, però ha sempre conservato, per quanto io lo ricordi di quel tempo, direi, è stato un pastore, sì, che vedeva le novità che si avvicinavano con il Concilio, però era anche un pastore molto tradizionale, ecco, un pastore che ha insegnato ai preti a pregare, le devozioni popolari, ecco, direi un pastore piuttosto tradizionale. Per esempio, quando andava per le visite pastorali visitava i malati, visitava gli ospedali, ecco, visitava le famiglie dove c'erano malati, cioè in quel tempo era normale, non era però di tutti, però lui aveva questa attenzione, direi, per l'umana sofferenza, ecco, per le situazioni di disagio. Quindi un prete e un vescovo con il senso, direi, della compassione per le sofferenze dell'umanità e della sua gente, poi un grande senso di giustizia anche perché è stato un vescovo attento ai problemi degli operai, delle nostre fabbriche, erano momenti di risveglio, ecco, sono stati i primi, diremmo, cenni di novità, ecco, anche di una qualche
approccio a ricchezza nelle nostre terre e c'erano quindi tanti fermenti, tante problematiche anche sindacali. Abbiamo visto e conosciuto un vescovo molto attento a queste tematiche della giustizia, del rispetto, del giusto salario, dell'assicurare il lavoro per gli operai. Ecco, direi questo versante della sua personalità di pastore, uomo attento alla sofferenza e uomo attento ai temi della giustizia. Credo che così lo ricorda molta nostra gente. Veniamo al 1978, il 6 agosto, muore Papa Paolo VI, dopo qualche giorno inizia il conclave, il 26 agosto l'elezione di Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Habemus Papa eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Ha un ricordo personale di quel giorno, di quei momenti? Io non ero a Roma in quel tempo. Io ero partito da Roma qualche mese prima, mi pare che fu, non so se aprile del 78. Avevo passato un paio di anni qui in servizio in segreteria di Stato e in primavera del 78 mi mandarono a Malta. Quindi io mi trovavo a Malta quando fu eletto pontefice. Direi, non ci credemmo, ecco, diremmo così, direi così, non ci credevamo a questa novità. Ecco, io ero fuori di Roma, quindi non avevo neanche un po' il polso di situazioni, uno stato di opinione un po' nell'ambito dei vescovi e dei cardinali, quindi è stata una grande sorpresa, ecco. E poi tuttavia, sì, io l'ho visto alla televisione quella sera, mi pare che era una sera, alla televisione a casa. Sì, non ci credevo, ecco, non ci credevo, però me lo rivedo in questo momento, quel suo primo incontro nella serata appunto del 26 agosto, è vero, era quella sua voce, quella folla. Immagino cosa avrà sentito. Pensavo Papa Luciani, ecco, con certe sue, chiamiamole anche fragilità, non era un uomo visibile, pubblico, uomo piuttosto discreto, si potrebbe dire di retrovie, ecco. Come si sarà sentito sulla loggia di San Pietro, ecco, cosa avrà pensato, cosa avrà detto. Ma è sempre stato un uomo di una profonda fede, di un grande abbandono nella provvidenza del Signore, un uomo che veramente è stato sostenuto nelle sue missioni pastorali impegnative. A Venezia fu molto impegnativo il suo episcopato e poi quel mese, poco più di pontificato, sostenuto da una grande fede, da una grande consegna interiore al Signore, ecco. E quel sorriso che ci ha mostrato non era un sorriso artificiale, era un sorriso naturale nella sua persona, che veniva proprio da una fede, da un abbandono in Dio, da un sentirsi, così come lui dice in qualche parte, Dio che ha scritto sulla polvere, no? Questa bella immagine, ecco, che ha usato la sua persona, ecco, per delle missioni estremamente impegnative.
Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Venuto il momento, ho accettato. Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. Io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui con le sue mani, qui nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto: mi chiamerò Giovanni Paolo. Fu breve il pontificato, però ha lasciato un segno e la beatificazione prossima lo indica. Ecco, credo che abbiamo conosciuto di quel mese di pontificato, ecco, l'uomo dotto, era un uomo molto preparato, un uomo che conosceva teologia, sociologia, letteratura, quindi un uomo che sapeva parlare bene, un uomo che aveva una grande fede, che si sentiva un pastore e che ha donato il meglio, ha segnato, penso, la storia dei pontefici proprio perché dopo il pontificato di Paolo VI, ecco, ha presentato un volto sereno, ecco, del pontefice. Avevamo forse bisogno proprio di vedere
un Papa sorridente, un Papa che partecipava alla comunità e alla gente la gioia del Vangelo. Ecco, e così è stato percepito e così è stato ricordato. Un'attenzione anche come pontefice ai bambini, alla stampa, all'ecumenismo. Ecco, pochi giorni per dire però ha segnato e ha preparato certamente l'entrata bella, ampia, generosa del futuro Papa Wojtyła che gli è succeduto, e questo passaggio, questo pontificato, chiamiamolo di transizione, è ricordato nella Chiesa e sarà ricordato, ecco. Diventa beato, se Dio lo vuole, a settembre, proprio perché, ecco, tanto come sacerdote e vescovo, ma anche come pontefice, ha segnato un po' la storia della Chiesa, nelle chiese locali dove è stato, ma anche nella Chiesa universale, perché ha presentato il volto bello della Chiesa, il volto sorridente, il volto caro, ecco, quello del popolo di Dio, quello che la gente desidera vedere nei preti e nei pastori, ecco, un sacerdote e un vescovo autorevoli per la loro storia, per il loro messaggio, per la loro parola, per la bontà del cuore. Tutto questo Papa Luciani lo ha dimostrato anche come pontefice. Diceva, è stata una scoperta, uno stupore vederlo diventare Papa. Vero è che i cardinali hanno trovato subito e facilmente in lui, ecco, l'identikit adatto per il Papa in quel periodo. Che cosa hanno visto, ecco, i cardinali in Papa Luciani, in Albino Luciani, per diventare pontefice? Quali sono state le caratteristiche, ecco, che le hanno permesso di trovare immediatamente un consenso, velocemente, ma anche così ampio, come almeno ci dicono le cronache? Sì, veramente una enorme sorpresa. Io penso che hanno visto in lui il pastore buono, il pastore sereno, il pastore sobrio, il pastore, ecco, che rifletteva nel volto la presenza di Dio, un pastore evangelico. Ecco, credo che tra i confratelli cardinali, ecco, si menzionò senza dubbio che era anche un pastore, ho detto, dotto, culturalmente molto preparato, un ottimo comunicatore, ecco, aveva anche i suoi titoli accademici di studio, quindi, ecco, non era così un parroco o un montanaro, era uno che aveva avuto un percorso anche accademico importante, quindi c'era una personalità, io direi molto completa, ecco, molto completa sul piano umano, sul piano spirituale e anche sul piano pastorale, ecco. Certamente dopo Paolo VI, che fu un po' il pastore della dottrina del concilio, si desiderò, penserei, ecco, questo pastore di terreno, di vita quotidiana, di approccio con la gente, che certamente Luciani aveva sempre avuto, ecco, aveva avuto un percorso praticamente proprio senza mai essere stato parroco, però era stato formatore, era stato vescovo di 2 chiese locali, era stato anche con responsabilità a livello di Conferenza Episcopale Italiana, era un pastore completo, ecco, e penso che si vide in lui, ecco, una presenza di Chiesa e una presenza di Dio molto forte, ecco, senza vanità, senza grandezze, senza così sfarzo, ciò che la Chiesa allora, ma anche oggi e sempre, deve presentare, ecco, l'autenticità, l'autorevolezza per ciò che siamo, non tanto per la veste che portiamo o i colori che indossiamo. Ecco, oggi la gente credo che guarda ancora a questo, ecco, se siamo sani, trasparenti nella nostra vita, nelle nostre parole, nelle nostre opere, cioè l'autenticità cristiana, saper portare la bellezza e la gioia del Vangelo, la gente credo che
morde ancora queste bellezze della Chiesa e della vita cristiana quando le incontra in un sacerdote che un vescovo, sa subito vedere che là c'è qualche cosa che è al di là di un talento umano, ma è presenza di Dio proprio nel popolo e nella società. Il 4 settembre del 2022 Papa Giovanni Paolo I Albino Luciani verrà dichiarato beato. Lei è stato il postulatore della sua causa. Qual è stato il suo ruolo? Come è stato questo percorso che ha portato e che porterà agli onori degli altari Giovanni Paolo I? Io direi innanzitutto così, che io nel mio passato come seminarista e prete e anche vescovo l'ho conosciuto. In questi anni più recenti ho imparato veramente ad amarlo, ecco. L'ho sentito anche un po' nei miei impegni ecclesiali, responsabilità che mi sono capitate addosso. Ho imparato a sentirmelo molto vicino, proprio come ho detto, a volergli bene, ad amarlo e a pregarlo, perché ho vissuto forse nella mia vita in questi tempi più recenti, ecco, ciò che lui in qualche modo ha sentito, il peso, ecco, la fatica, delle responsabilità, ecco, e so che lui si è portato questo fardello nella sua vita e lo ha sofferto, ecco, e io ho imparato proprio a pregarlo, ad invocarlo in questi tempi, in questi anni più recenti. Poi coincidenze, piccole storie, diciamo, non so, saranno 5-6 anni fa, 7 anni fa, mi hanno chiesto se potevo. L'anteriore postulatore era stato un vescovo, Monsignor del Covolo, un salesiano, che credo sia di Feltre, di quelle zone lì. Per qualche circostanza che adesso non ricordo, non menziono, mi si chiese se potevo, se desideravo, e ho detto subito di sì, ecco, che mi sarei prestato. Nel tempo della postulazione, ecco, di cui ho avuto la responsabilità, ecco, c'è stato soprattutto il miracolo, ecco, questo era il punto atteso, importante, ecco, perché servo di Dio, poi venerabile, che è un passaggio molto importante nel processo di beatificazione, perché è il riconoscimento delle virtù eroiche, cioè la congregazione che studia queste storie dei futuri beati e santi deve dire: c'è stata una vita bella, una vita sana, una vita pulita, una vita trasparente, una vita virtuosa, ecco, e la parola che esprime questo apprezzamento e questa valutazione è appunto il diventare venerabile, cioè la Chiesa non lo mette sugli altari, però indica che c'è veramente una storia di virtù cristiane, fede, speranza, carità, prudenza, ecco, vita cristiana nel suo insieme, vissuta non con perfezione, però con bellezza e con grande impegno, venerabile. Poi il miracolo è stata una storia, come dire, è avvenuto in Buenos Aires, ecco, all'inizio sembrava, non sembrava, ecco, laggiù non ci credevano molto, però c'era la percezione, appunto, da qui, che fosse veramente una cosa straordinaria, ecco. Questa ragazza che era gravemente ammalata praticamente alla vigilia della morte, che a un certo punto con la preghiera, l'invocazione del Papa Luciani, ecco, riacquista la salute, ecco, che poi cresce, oggi è 18enne, 20enne mi pare circa, sta bene, ha studiato all'università, ecco, questo è il miracolo che è stato presentato. Ecco, non è stato semplice perché
c'è sempre, soprattutto la commissione medica, che è quella un po' più esigente, c'è una commissione che esamina questo evento della guarigione straordinaria, ecco, rapida, duratura. La commissione medica, non mi ricordo, ma saranno 4-5 anni, ecco, ha dichiarato che esisteva questo miracolo. E allora veramente ci siamo, perché quello è il passaggio più delicato, più difficile. Tante volte la gente dice c'è il miracolo, però un po' tocca ai medici dire, ecco, perché sono loro che capiscono le situazioni appunto di salute, e all'unanimità la commissione medica disse che si trattava di un evento straordinario. Poi ci fu l'esame della commissione teologica che esaminava aspetti di quell'evento di salute, connesso appunto con la preghiera, con l'invocazione, e anche la commissione teologica all'unanimità disse che c'erano i requisiti, quindi poi il decreto del Papa che dichiara miracolo quel fatto della guarigione. Ecco, allora veramente quando si arriva a questo punto si vede, come dire, dal mare alla riva, si approda alla riva dopo incertezze, dopo lavori. Sono 20 anni circa, no, di lavoro, mi pare che dal 2002 al 2022 sono esattamente 20 anni, ecco, per conoscere, costruire, porgere, ecco, al pubblico questa storia di un pontefice, ecco, con caratteristiche veramente singolari, ecco, l'umiltà, la semplicità, la sobrietà, la povertà, ecco, tutte virtù che non sono quelle di moda, ecco, però questo pontefice le aveva, le ha vissute, e oggi posto sugli altari ci dirà, ecco, provateci anche voi, ecco, perché i santi vengono dichiarati tali, beati e poi santi, proprio perché la Chiesa ce li porge, perché li imitiamo, perché li guardiamo da vicino e cerchiamo un pochetto anche di imitarne la virtù nel nostro percorso di vita, ecco, perché lui fu pastore, fu Papa, ognuno di noi ha una sua storia, una sua vocazione, e queste virtù cristiane sono da vivere da ciascuno nelle responsabilità che la provvidenza ci affida, ecco, però sempre cercando, ecco, di, io dico, alzare l'asticella, ecco, che mettiamo bassa, però pian pianino dobbiamo alzarla e cercare di saltare sempre più in alto, ecco, fino al salto grande, questi salti in alto che i santi hanno fatto e che ci indicano come possibili, perché se loro sì, perché noi no. Ecco, quindi ecco, guarderemo da vicino questo futuro beato per dire, ecco, ci sei arrivato, proviamoci anche noi. Ringraziamo il cardinale Beniamino Stella per le belle parole e la sua testimonianza su Albino Luciani Giovanni Paolo I. Ricordo che questa puntata e anche le altre del nostro percorso, della nostra rubrica Albino Luciani, la forza della semplicità, le potete trovare sul sito della Tenda TV, www.latendatv.it. Un caro saluto a tutti.